Nonostante siano trascorsi oltre 2 anni dalla sua elezione, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, non ha ancora presentato al Consiglio Comunale la relazione annuale, due in questo caso, sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Un adempimento previsto dalla legge, la numero 7 del 92, che ha istituito appunto l'elezione diretta del sindaco. Nei mesi scorsi, ad evidenziare questa inadempienza era stato tra gli altri il consigliere comunale d'opposizione Alessandro Pitruzzella, che aveva anche annunciato una mozione di censura da presentare in Consiglio proprio sul mancato rispetto di quest'obbligo di legge. Sulla questione è intervenuto anche il parlamentare regionale di Sud Chiama Nord, Ismaele Lavardera, che nell'evidenziare questa mancanza all'ARS ha chiesto l'intervento dell'assessore alle autonomie locali Messina. Ma sentiamo l'intervento dell'onorevole Lavardera. Noi abbiamo avuto diverse sollecitazioni rispetto a quello che accade a Favara, dove il sindaco pensa bene da diversi anni di non presentare puntualmente la rendicontazione annuale del lavoro che fa. Siccome i sindaci non sono sovrani, anzi devono andare a rendicontare ai propri cittadini quello che succede, quindi noi sappiamo che diversi consiglieri comunali hanno scritto all'assessorato dell'autonomia locale per chiedergli un intervento, assessore Messina, e quindi anche attraverso quest'Aula ribadiamo questo concetto, perché anche lì, attraverso il gruppo sul Chiama Nord, abbiamo inserito una norma ordinamentale che prevede che chi ovviamente non rispetterà e ottempererà questa legge avrà poi delle eventuali sanzioni che voi come assessorato dell'autonomia locale porrete in atto. Quindi sono sicuro, assessore Messina, che farà qualcosa, e ricordo al sindaco di Favara, come a tutti i sindaci di tutta la Sicilia, che fare la rendicontazione annuale è un obbligo di legge, non è un favore che fate ai cittadini, e fare questo significa che evidentemente vivete il ruolo che esercitate non come primi e re sovrani di tutti, ma rispettando le leggi e soprattutto chi vi ha eletto. E la legge regionale numero 7 del 92 e successive modificazioni, che prevede che il sindaco ogni anno presenti una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Dopo l'intervento dell'onorevole Lavardera, il sindaco di Favara Antonio Palumbo sulla sua pagina Facebook, giustificandosi, scrive: non ho avuto modo di presentare la relazione annuale del mio operato per motivi assolutamente concreti. È una incombenza dovuta di cui ci dobbiamo fare carico noi stessi, e semplicemente si sono accumulati ritardi su ritardi rispetto alle 1000 emergenze quotidiane. Secondo Palumbo, spiace anche che chi abbia ritenuto di usare questa strada per l'ennesimo tentativo di delegittimazione nei miei confronti, ed il chiaro riferimento è al consigliere Pitruzzella, abbia dimenticato di ricordare al deputato di Sud Chiamanordi come molti sindaci di centrodestra, alcuni vicinissimi ai padri politici di Pitruzzella, abbiano anche loro peccato, e anche da più anni. Come dire, mal comune mezzo gaudio, nel senso che il ritardo sulla presentazione della relazione annuale riguarda non solo Antonio Palumbo, ma anche i sindaci vicini alle posizioni di Pitruzzella. Attendiamo adesso che l'assessorato regionale contatti tutti i primi cittadini in ritardo e provveda a commissariare comuni e a mandare a casa tutti i sindaci, conclude ironicamente Palumbo sulla sua nota social. Nel frattempo, però, se permettete, noi continuiamo a lavorare per la città.